Ho voluto creare questo evento, questo spettacolo, questo recital reading teatrale per cercare di fare memoria, sperando che non succedano più queste cose, anche se purtroppo vediamo che la realtà è ben diversa. In occasione del 27 gennaio, giorno della memoria, Antenna 3 trasmetterà in diretta dal Teatro da Ponte di Vittorio Veneto, a partire dalle 21, lo spettacolo teatrale ideato e scritto da Claudio Provedel, direttore del Coro Ana di Oderzo. Sul palco l'attore Silvio Pasqualetto, accompagnato dalla fisarmonica di Davide Casagrande e dalle immagini di Alessandro Ghezzer. I testi li abbiamo presi dal libro Diario clandestino di Giovannino Guareschi, delle storie chiaramente legate al tema della prigionia e dell'internamento, che potessero alleviare in qualche maniera la sofferenza degli internati. Lui ha delle frasi particolari, come ad esempio quella frase emblema che dice "non muoio neanche se mi ammazzano". Il giorno della memoria, il 27 gennaio, ma anche quello dedicato al sacrificio degli alpini, il 26 gennaio, data della battaglia di Nikolajevka. Il ricordo scivolerà sulle note dei canti alpini in un doveroso omaggio a quello che è stato e a chi ha profondamente sofferto. C'è stata proprio questa sinergia per rendere fruibile anche non solo alle persone che verranno al teatro di persona, ma anche a tutti i telespettatori. Appuntamento dunque sabato sera alle 21 su Antenna 3 per partecipare a uno spettacolo nato dal cuore del nostro territorio. Ma il Presidente della Repubblica ha detto che l'arte è una forma di alta comunicazione che ci emoziona e ci aiuta a comprendere la profondità di fatti complessi e tragici per i quali le semplici parole non sempre sono sufficienti.